18ª edizione di Caseus Veneti qui a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta. Andiamo a sentire ai nostri microfoni il governatore del Veneto Luca Zaia e di seguito gli altri ospiti intervenuti. Per quanto riguarda le grandi realtà, le grandi cooperative di produzione lattiero-casearie, potrebbe essere un'idea, si parla da anni di unirle, uniti si fa la forza. Questo dipende ovviamente dai consigli di amministrazione, dalle assemblee di soci, ovviamente le sinergie premiano sul mercato, dopodiché bisogna sempre salvaguardare l'identità, questo dipenderà direttamente dai soci. Ovvio che noi agevoliamo questi percorsi, li abbiamo agevolati nel tempo e dove le sinergie sono state messe a terra e comunque si sono fatte le fusioni, insomma i risultati si sono visti. Terenzio Borga, presidente di Aprolav, 18ª edizione di Caseus che si apre anche all'internazionale e agli altri formaggi italiani. Secondo me è un'edizione storica che dà una svolta. Oltre al record nostro di formaggi veneti abbiamo visto che ci sono parecchi espositori italiani, il primo concorso nazionale formaggi di fattoria, ma soprattutto abbiamo il mondo che si è aperto a noi. Non solamente nel convegno che abbiamo fatto ieri con 13 interventi di produttori e ricercatori stranieri che abbiamo capito che hanno gli stessi problemi nostri, ma soprattutto anche nelle produzioni. Noi siamo orgogliosi di quello che stiamo portando avanti, grazie anche alla buona politica del nostro governatore che ci dà una mano. Perché? Perché secondo me anche Caseus deve fare la svolta, quella che abbiamo iniziato quest'anno. Dobbiamo a questo punto non confrontarci solo fra di noi, tanto ci conosciamo, sappiamo come siamo, ma confrontarci anche con l'esterno, con l'Italia e perché no col mondo, perché se loro ci copiano vuol dire che in qualche maniera qualcosa dobbiamo insegnare. Anche noi percepiamo qualcosa da quello che loro ci portano, dobbiamo prendere il meglio per migliorare sempre. È stata coniugata in questa occasione anche l'aspetto culturale, artistico e storico con la location che ospita Caseus 2022, Villa Contarini. Villa Contarini, come al solito, ormai è diventato il punto di riferimento perché non riusciremo a fare quello che si riesce a fare in questa villa nelle altre. Noi abbiamo un'infinità di bellissime ville nel Veneto, però bisogna pensare anche alla logistica. Qua ci sono parcheggi, ci sono spazi, c'è il parco, c'è la villa incredibile come dimensione, come scuderie e quant'altro. Le altre ville sono bellissime ma non hanno questa possibilità di dare accoglienza a tutte le persone che si stanno presentando. Abbiamo solamente fatto l'inaugurazione e già stiamo stretti, quindi pensiamo a cosa può essere anche senza il mercatino questo evento l'anno che stiamo percorrendo. E per finire il grande aspetto della solidarietà lo abbiamo visto nella cena solidale ed è un aspetto importante questo. E sempre di più e sempre con nuovi record, anche alla cena ma comunicato proprio Valdo Ruffato abbiamo superato qualsiasi aspettativa e siamo orgogliosi di questo. Lo faremo sicuramente anche con le forme di solidarietà. Da quando siamo partiti noi siamo stati sempre, il lattiero caseario è stato sempre a fianco della solidarietà con Città della Speranza e con Life Inside e con le altre situazioni minori che comunque hanno bisogno di soccorso. Noi siamo un po' quel po' di soccorso che può dare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. Grazie a Terenzio Borga, presidente di Aprolav. Come sempre si lavora freneticamente perché questa è un'idea che insomma, è nata a fine luglio, quindi abbiamo avuto anche agosto di mezzo, di creare un unico punto di incontro per tutte le partecipate di Veneto Agricoltura, quindi Veneto Agricoltura, CSQA, Intermizoo e Bioagro. Abbiamo voluto creare questo stand che poi sarà riproposto anche nelle prossime fiere, quindi stiamo parlando del Bio Open, della Fiera Agricola, del Vinitaly, cioè l'idea è quella di creare questa casa Veneto che contenga le varie eccellenze di Veneto Agricoltura con un unico concept ispirato alla campagna, quindi questo villaggio e queste casette che ricordano proprio insomma, le abitazioni rurali di un tempo. E con questo modulo, che sarà chiaramente ripresentato,
ci riproporremo nei prossimi futuri. Grazie a Carlo Perini, presidente di CSQA. Grazie a voi, arrivederci. Formaggi da tutta Italia, dal Alto Adige, dalla Sicilia, dalla Sardegna, Val d'Aosta e Friuli. Abbiamo avuto una grandissima partecipazione di espositori, senza dimenticare quelli esteri, slovacchi, polacchi, ungheresi, greci e tedeschi. Inoltre dobbiamo dire per prima cosa che il tempo ci ha aiutato e poi i consumatori e i visitatori che sono arrivati a flotte. Sono numeri molto alti, molto importanti. Vorrei ricordare anche che in occasione di questa 18ª edizione di Casius è stato tenuto a battesimo da Bonsignore di Canale 5 e Peppone di Rai 1 assieme a Alberto Marcomini il nuovo istituto dell'arte contemporanea del formaggio, che serve a valorizzare, oltre che le produzioni locali, gli affinatori e i grandi formaggi che abbiamo non solo in Veneto ma in tutta Italia. Ma noi come formaggi abbiamo una vocazione territoriale, qua sono rappresentate tutte le DOP del Veneto e quindi non potevamo non esserci anche noi, perché chiaramente dopo un ottimo formaggio dobbiamo chiaramente bere un ottimo vino, quindi il Prosecco DOC c'è. E dopo anche la scelta di allargare a questa manifestazione, aprire all'Italia e all'internazionalizzazione, la stessa vocazione che lega le nostre produzioni, che per l'80% raggiungono i mercati esteri. Allora, abbiamo visto, quando parliamo di internazionalizzazione, il Prosecco lo vediamo sui podi delle più importanti manifestazioni sportive, e vogliamo chiederle come stanno andando i mercati esteri. I mercati esteri stanno andando molto bene, anche quest'anno tra 1000 riserve siamo partiti alla grande, abbiamo un segno positivo sui mercati esteri, abbiamo chiaramente contratto le vendite sulla grande distribuzione, ma siamo ritornati alla grande sul comparto Horeca. Il Regno Unito rimane il nostro primo mercato, seguito dagli Stati Uniti e dalla Germania, che è uno storico mercato per il Prosecco, ma la soddisfazione più grande arriva dalla Francia, che continua a crescere a 2 cifre. Vendemmia 2022 in chiusura, com'è andata, direttore? Aspettiamo di assaggiare le basi nelle prossime settimane, i dati analitici ci danno buoni segnali e a dispetto delle previsioni anche i volumi sembrano allinearsi a quelle che sono state le produzioni degli anni scorsi, quindi un risultato enorme. La siccità c'è stata, è pesata dal punto di vista economico, ma la capacità dei nostri produttori in campo hanno sopperito a quello che il tempo non ci ha concesso. Con Michela e Rebecca che cosa vi stiamo facendo vedere? Allora, questa è la mozzarella, fin qua ci arrivo anch'io. Che operazione state facendo, Rebecca? Stiamo facendo la filatura a mano, quindi immergiamo la cagliata all'interno dell'acqua a 90 gradi, dove quindi andiamo a trasformarla e a filarla per creare appunto le mozzarelle oppure i nodini. Allora, questa è una mozzarella di latte vaccino, giusto? Esatto, noi abbiamo una stalla di vacche da latte che si trova a Sant'Angelo di Piove e appunto trasformiamo il nostro latte, facciamo mozzarelle, burrate, ma anche altri prodotti, anche stagionati. Ecco, il procedimento adesso che sta questo nodo particolare, come e a cosa serve? Permette all'impasto di dare una morbidezza in grado quindi di rendere la pasta più morbida e poi più buona appunto per l'assaggio, insomma, ecco. Allora, noi abbiamo il risultato. Allora non ci resta che assaggiarlo. Esatto, ecco qua. Allora, facciamo la prova, la facciamo in favore di camera. Allora, buonissimo. Complimenti, grazie Rebecca e grazie Michela. Grazie.